Benvenuti a Chiavari, sono Marco, lui è Saverio, siamo titolari del ristorante Da Felice. Oggi vi presentiamo un piatto per Genova Gourmet. Sono Fabio Fara, sono lo chef del ristorante Da Felice. Vi andrò a presentare il piatto di calamaretti, voragine e prescinsea. Adesso vi mostrerò gli ingredienti. Delle totanassine, della ricotta, della prescinsea, maggiorana sfogliata, mazzetti di voragine, erbette, patate quarantine, olio della Riviera Ligure DOP. Adesso andiamo a vedere in cucina la preparazione del piatto. Allora, per il ripieno si lavano le voragini e le bietoline e si faranno poi insaporire in padella con olio della Riviera Ligure DOP. Verranno tritate e verranno amalgamate con ricotta e prescinsea. E qua abbiamo già il nostro ripieno. Avremo già pulito i nostri calamaretti, mettiamo il ripieno in un sacchetto sac à poche e andiamo a riempirli. A parte avremo fatto cuocere le nostre patate quarantine, verranno frustate e condite con l'olio della Riviera Ligure DOP. Adesso andiamo a infornarli a 180 gradi per 5 minuti. Ecco il piatto pronto, vi elenco gli ingredienti. 500 g di totanasse, calamaretti, 100 g di prescinsea, 250 g di ricotta, un mazzetto di boragine, un mazzetto di bietole, qualche rametto di maggiorana e olio della Riviera Ligure DOP e 200 g di patate quarantine. Buon appetito con Genova Gourmet, la vera Genova nel piatto. Totani o totanasse in questo caso è un pesce molto diffuso nei nostri mari che viene a volte consumato tagliato ad anelli, fritto oppure messo nelle insalate di mare. Ne viene fatto un grande uso. La caratteristica è che è una carne simpatica ma non particolarmente caratterizzata per il sapore, quindi è meglio se mescolata. I totani ripieni sono anche questi un piatto che rientra nella tradizione non solo genovese ma anche delle due riviere e proprio fa parte di quella cultura, l'abbiamo detto tante volte, del ripieno e quindi la variazione dei sapori, l'armonia, la provocazione del salato e dell'aromatico che caratterizza proprio la quintessenza della cucina ligure.